Parità di genere come requisito per lo sviluppo delle imprese. Confartigianato Imprese Padova ha preso questo tema molto seriamente, tanto da ottenere la certificazione UNI per la parità di genere e la creazione di ambienti di lavoro inclusivi. Con oltre il 60% di donne impiegate in ruoli di responsabilità, l'Associazione delle Imprese Artigiane di Padova rappresenta un esempio virtuoso di riduzione del gender gap, ossia della disparità di genere. Confartigianato diventa così tra le prime associazioni in Italia ad ottenere questa certificazione, introdotta dal PNRR per promuovere l'occupazione femminile e gratificare le realtà che si adoperano per rimuovere gli ostacoli che ne penalizzano la carriera. È molto importante, è una cosa a cui tenevamo molto, e non solo per motivi di immagine naturalmente, perché crediamo che sia il sistema migliore per lavorare, per mettere i nostri collaboratori nelle migliori condizioni possibili, per mettere la nostra associazione al passo con i tempi, per valorizzare al meglio le risorse che abbiamo e le risorse che stiamo cercando. Questo sistema di certificazione di genere l'abbiamo voluto fortemente e vogliamo soprattutto mantenerlo nei prossimi anni. Confartigianato Imprese Padova può vantare numeri importanti. Il personale femminile in ruoli di responsabilità incide per il 63%, per il 58% in UPA Servizi, ossia la principale società collegata a Confartigianato. Delle 22 sedi dell'associazione che operano in provincia di Padova, 12 sono guidate da donne. Non solo, la presenza di donne nel sistema Confartigianato è del 73% e oltre il 30% dei collaboratori ha chiesto ed ottenuto il part-time a tempo determinato per motivazioni di famiglia. In una provincia, quella di Padova, che conta il maggior numero di imprenditrici artigiane in Veneto, la certificazione di parità di genere è la conferma nei fatti del concetto «Costruiamo parità», da anni parte essenziale di Confartigianato. L'associazione, la Confartigianato, darà proprio gli strumenti, affiancherà le aziende, troveranno nella Confartigianato un partner che li accompagnerà per percorrere questo e raggiungere questo obiettivo, insomma, della parità di genere. Ci sono questi sgravi fiscali che questo fa sempre piacere, contributivi e poi ci sono delle premialità che vengono date, aziende che sono certificate partecipano a bandi di gare avendo già degli accrediti, come dire.